Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo anche oggi qui in diretta su Rete Veneta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio molto importante alle 12:45, quindi non alle 12:30 come sempre, ma alle 12:45 avremo il presidente della regione qui in diretta su Rete Veneta dalla sede della Protezione Civile di Marghera per importanti comunicazioni sulla situazione legata all'emergenza coronavirus. Quindi 12:45 diretta con Luca Zaia, ma le notizie arrivano da tutto il Veneto e quindi la diretta prima che facciamo è quella con Gabriella Basso che ci sta chiamando, è collegata da Vicenza via Skype per informarci subito sulle novità vicentine di oggi. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Allora, siamo qui all'esterno della sede del SISP, il Servizio di Sanità e Igiene Pubblica dell'USL 8 di Vicenza, perché abbiamo fatto poi il punto con la dottoressa Maria Teresa Padovano sullo stato dell'arte del Covid nelle scuole di Vicenza, il risultato del territorio coperto dall'USL 8 Berica, quindi Vicenza e comuni limitrofi. La situazione attualmente è di 52 scuole con problemi Covid, nel senso che hanno almeno un soggetto positivo, di classi però chiuse, in realtà parliamo soprattutto di materne e quella diciamo dove proprio è stata chiusa completamente la scuola, che abbiamo anche dato notizie nei nostri telegiornali, è quella di Valdagno. Più che altro la situazione che emerge anche è che c'è un aumento appunto del Covid soprattutto tra i giovani, tra i ragazzi che fanno l'università, vanno a scuola, che poi la sera magari fanno attività sportive, poi magari festeggiano con lo spritz magari la vittoria a calcetto e quindi sono subissate di chiamate, è difficilissimo, anzi lungo il contact tracing di questi soggetti, perché dura anche diverse ore, proprio perché rintracciare la platea diciamo di soggetti positivi o meno, o comunque per verificare il loro contatto, è enorme. L'invito quindi è ovviamente quello di cercare di mantenere le distanze e le misure di sicurezza, quindi soprattutto le distanze sociali, mantenere la mascherina, lavarsi spesso le mani, perché appunto proprio per evitare magari un lockdown eventuale, possibile lockdown a Natale, meglio ci spiegano qui al SISP, stare attenti adesso ovviamente, magari ridurre quelle che sono le attività sociali adesso per evitare poi magari di chiudere a Natale. È un impegno notevole quello del SISP che sta facendo a Vicenza, perché veramente sono tantissime le chiamate, le situazioni di soggetti che poi risultano positivi, ragazzi giovani, e quindi diventa complicato poi appunto come dicevamo il contact tracing. Certo, Gabriella, ti chiedo, rimaniamo sempre in tema emergenza coronavirus. A Vicenza qual è stata la reazione dei locali pubblici, dei bar, degli esercenti di fronte al nuovo DPCM con queste imposizioni che insomma possono creare alcuni problemi, con l'obbligo di chiusura a una certa ora, non si può più dare da bere fuori dalle 9 in poi. Vicenza vive anche della cosiddetta Movida, ha un centro molto vivo. Come ha preso queste nuove imposizioni? Beh, l'hanno presa male ovviamente, nel senso che loro dicono più che un DPCM nazionale che riguarda tanti regioni con situazioni diverse, con anche casi diversi, preferirebbero che eventualmente ci fosse una normativa che regola anche la Movida regionale. C'è stato proprio ieri 2 locali che sono stati multati con un controllo dei NAS e carabinieri, però diciamo che fondamentalmente tutti quanti si stanno adeguando, anche i locali, proprio perché temono questa eventuale possibile chiusura e quindi cercano di mantenere tutte quelle che sono le misure necessarie. Chiaramente il DPCM non è stato accolto con i migliori auspici, però ovviamente ci si adeguano, ci sono alternative. Benissimo. Gabriella, abbiamo anche notizie di cronaca oggi da Vicenza? Guarda, stiamo per raggiungere proprio la questura per avere ulteriori notizie, però al momento dobbiamo aspettare per forza il telegiornale di questa sera per avere concretamente nuove informazioni. Quello che vi posso dare, un'ultima notizia, invece sempre relativa al coronavirus, perché riguarda il comune di Cornedo Vicentino, dove salgono a 51 i casi, e soprattutto anche lo stesso sindaco di Cornedo Vicentino, Francesco Lanaro, è in attesa di fare il tampone perché uno dei suoi 3 figli è positivo al Covid, quindi bisognerà vedere se anche lui lo è. Questa è proprio l'ultima notizia
in chiusura di questo collegamento. Allora Gabriella, noi avremo possibilità di dare informazioni in diretta fino alle 12:45 perché poi c'è il collegamento con il punto stampa del Presidente Zaia dalla sede della Protezione Civile a Marghera, quindi se ci sono novità importanti da Vicenza non esitate a chiamarci, sappiamo che tu e Simone Squarcina siete in centro per raccogliere notizie da Vicenza e siamo sempre pronti a darle ai nostri telespettatori. Per tutto il resto andiamo al TG Vicenza di questa sera. Grazie Gabriella, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Rientriamo in studio. Allora, Vicenza sta vivendo un momento un po' complicato da questo punto di vista. Abbiamo sentito la nostra collega Gabriella Basso, tantissime le richieste, tantissime le segnalazioni, tantissimi i problemi legati alla vita di ogni giorno. Qualcuno ci fa notare tramite i social che la cosiddetta partita di calcetto citata dalla nostra giornalista non si può svolgere, in realtà non si possono più fare le attività amatoriali. Sappiamo che il calcio a 11, le attività dilettantistiche o comunque di alto livello si fanno, quindi se una squadra arriva a vincere una partita e poi si ferma a bere qualcosa fuori, effettivamente il problema può esserci. Ricordiamo che l'attività invece amatoriale degli sport di contatto per il momento è ferma, giustamente come i nostri telespettatori ci fanno notare, quindi bisognerà stare molto attenti. Adesso noi fra poco dovremo avere anche un ospite in studio per poter commentare, come facciamo molto spesso, le notizie che ci arrivano dal territorio. Prima di andare a vedere il resto delle notizie, facciamo un po' il cosiddetto giro di cronaca. Allora, chiedo ad Alessandro Costacurti in regia di farci vedere queste foto che abbiamo nel nostro computer. Si tratta di un incendio scoppiato questa mattina in via Colombara a Nanto. Si tratta di un deposito di mezzi agricoli di circa 120 metri quadrati. Sono andati bruciati un'auto e 2 trattori. Vedete, questa è l'auto, si vede alla fine dell'intervento dei Vigili del Fuoco. I pompieri, arrivati da Vicenza con un'autopompa, un'autobotte e 7 operatori, hanno iniziato lo spegnimento della struttura completamente avvolta dalle fiamme. Infatti questa è un'immagine che ci dimostra la gravità della situazione. Il rogo è stato in breve tempo circoscritto e spento, completamente distrutti 2 mezzi agricoli, la vettura e tutto il resto del materiale depositato all'interno. Gravi i danni sulla struttura, completamente inutilizzabile. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco, sul posto anche i carabinieri. Bonifica e spegnimento sono terminate nel corso della mattinata. Allora, queste sono le prime notizie di cronaca che ci arrivano. Abbiamo anche una notizia importante da Padova, perché questa mattina si sono svolti i funerali di Claudio Sinigaglia, ex consigliere regionale, persona di spicco della politica regionale, persona stimata, politico stimato, che ha ricevuto il saluto e il cordoglio da parte di tutte le forze politiche della regione, indipendentemente dal colore e dalla bandiera. Noi abbiamo seguito questa mattina le prime fasi dell'ultimo saluto a Sinigaglia. Vediamo, questo è il cosiddetto alzabara nel cortile di Palazzo Moroni a Padova, il cortile del municipio. Sono arrivati tantissimi cittadini per ricordarlo e salutarlo. Il vice sindaco Andrea Michalizzi ha ricordato il suo impegno per la sanità e per lo sport, e anche il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, rieletto ieri dai suoi colleghi, ha avuto parole di stima per un avversario politico competente e sempre gentile. Visibilmente commosso Flavio Zanonato, ex sindaco di Padova, di cui Sinigaglia è stato assessore, e l'amico Gianni Berni, che lo ha definito professore del bene comune. Parole toccanti pronunciate dal figlio Edoardo, che ha ricordato la figura del padre sempre presente e attento. La bara poi è stata scortata fino alla chiesa di Chiesa Nuova per la cerimonia religiosa che si è conclusa poco fa. Questa sera nelle nostre emittenti poi anche le fasi più importanti del funerale. Quindi l'ultimo saluto a Claudio Sinigaglia sta
ha coinvolto moltissime persone. Allora, altra notizia da Padova, cominciamo a parlare di coronavirus, spostiamo l'attenzione da quella che è la cronaca, da quelle che sono le notizie in generale, cominciamo a parlare di coronavirus perché sarà un tema molto importante oggi. Sono tornati dei casi all'ospedale di Schiavonia nella Bassa Padovana, vediamo il servizio. Il Covid torna nell'ospedale simbolo della prima ondata. A Schiavonia un medico del pronto soccorso e 2 infermieri, infatti, sono risultati positivi al tampone. I 3 casi non incidono sul servizio, hanno tranquillizzato i vertici dell'ULSS Euganea, sottolineando che il pronto soccorso è aperto. Il contagio dovrebbe essere avvenuto in ambito extraospedaliero. È partito quindi, a titolo precauzionale, uno screening a tutto il personale del pronto soccorso e ai colleghi che hanno avuto contatti con i 3 positivi. 127 i tamponi eseguiti, tutti negativi. Ieri, inoltre, da quanto si apprende dal bollettino che l'azienda Zero dirama, c'è anche un ricovero per Covid all'ospedale Madre Teresa in malattie infettive, in area non critica. Non ci sono al momento pazienti in terapia intensiva. Allora, il tema del coronavirus è legato a doppio filo con quello delle vaccinazioni, perché è partita in tutto il Veneto la campagna di vaccinazioni anti-influenzale. Sarà, secondo i medici, secondo la sanità, sarà indispensabile poter distinguere i casi di coronavirus da quelli di banale, normale influenza, visto che i sintomi sono molto spesso simili, e cercare di evitare la presenza di casi influenzali tramite la vaccinazione diventa davvero importante. A Vicenza sono partite le operazioni, vediamo come sta andando. Studio medico, buongiorno. Sì signora, le dico al momento la disponibilità: martedì 3 novembre alle 10 in via Porto Godi, signora. Iniziata lunedì scorso la vaccinazione anti-influenzale grazie alla medicina di gruppo integrata Medici Insieme per Vicenza della ULSS Ottoberica, che si è avvalsa della collaborazione degli Amici del Cuore e degli spazi concessi dal Comune affinché tutto si possa svolgere più agilmente possibile, soprattutto in riferimento alle direttive anti-Covid. Una campagna vaccinazioni che da inizio settimana viaggia a ritmi di 120-130 pazienti al giorno, over 60 con patologie particolari. Non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata in questo periodo proprio per evitare dei contenziosi diagnostici con il Covid. Centralino preso d'assalto. I primi 2 giorni quanti volessero vaccinarsi possono chiamare dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 17:30 alle 18:30 al numero che viene segnalato nel sito di Medici Insieme Vicenza. Noi facciamo solo su appuntamento, abbiamo un'ora al mattino, un'ora al pomeriggio per prendere appuntamento, abbiamo sviluppato un programma apposito di agenda per le vaccinazioni, dove abbiamo i nomi dei pazienti, inseriamo il nome del paziente e online abbiamo tutti i pazienti che devono venire nella giornata. Abbiamo parlato di coronavirus, vaccini, abbiamo parlato di cronaca, poi parleremo anche di attualità politica. Alle 12:45 ci sarà qui in diretta il Presidente della Regione Luca Zaia per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Se ci sono novità in arrivo lo sapremo fra poco meno di mezz'ora, quindi state con noi anche fra poco perché andiamo in pubblicità, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Vi ricordiamo che alle 12:45 avremo il Presidente della Regione Luca Zaia qui in diretta su Rete Veneta dalla sede della Protezione Civile a Marghera per il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus, quindi non 12:30 come siamo abituati, ma 12:45. Abbiamo molte notizie in arrivo da tutta la regione, però prima di tutto andiamo a vedere la situazione a Padova con le scuole. Andiamo subito a vedere il servizio.
È un comunicato pubblicato mercoledì sera sul sito della scuola primaria De Amicis che avvisa sulla positività al Covid di un docente, dove viene specificato che in attesa di comunicazioni da parte dell'autorità sanitaria prontamente allertata, giovedì mattina la scuola è rimasta aperta, mantenendo però misure più stringenti. Ed è proprio il fronte scuola quello ad essere monitorato costantemente tra nuovi contagi e classi in isolamento. C'è una sezione attualmente alla scuola dell'infanzia San Lorenzo che è stata chiusa e alcune classi, sono 2 o 3 tra primarie e secondarie, che stanno terminando, che hanno degli alunni che stanno terminando la quarantena. Sicuramente è sotto controllo e anche direi che non è così estesa come potevamo pensare in questo periodo. E ci sono alcuni casi sporadici, sempre ben controllati, quindi direi che abbastanza bene per adesso. Contagi che aumentano sul panorama generale del paese e alimentano le paure legate ad un nuovo lockdown. Sì, diciamo che i contagi maggiori si trovano in famiglia e io credo che la situazione debba essere presa in considerazione anche dai familiari, dalla cittadinanza. La scuola è molto attenta e credo che i contagi di questo periodo ne siano la prova. Non vorrei pensare a una chiusura totale perché effettivamente la città non potrebbe permetterselo dal punto di vista economico, sociale, ma soprattutto la scuola bloccherebbe le famiglie e quindi il sistema produttivo. Da Padova passiamo a Bassano del Grappa, siamo in centro storico, c'è Chiara Gaiani con Federico Cibotto che stanno raccogliendo notizie importanti dal centro di Bassano, sono andati a sondare un po' l'animo di quelli che possono essere gli esercenti o i locali pubblici di fronte da una parte a questo nuovo DPCM, ma anche di fronte alla possibile eventuale instaurazione di un coprifuoco alle 22 di cui si sta parlando. Ricordiamo, sono solo voci, rumors che arrivano da Roma. Buongiorno Chiara, qual è la situazione? Ciao Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, abbiamo raccolto le prime voci di alcuni gestori di locali pubblici qui del centro storico di Bassano. Ovviamente c'è già grande preoccupazione per questo coprifuoco attuato per i locali alle ore 24. Alcuni dei ristoratori che abbiamo sentito ci hanno detto tra le 23, soprattutto di un venerdì, di un sabato sera, e le 2 di notte si lavora molto bene. Già abbiamo perso durante il lockdown buona parte degli incassi di quest'anno, c'è comunque ancora grande diffidenza da parte dei cittadini ad andare anche nei locali pubblici durante il giorno. Questo potrebbe rappresentare davvero un grosso problema per noi. C'è anche grande realismo però da parte dei ristoratori che si rendono conto di come tutti siamo chiamati a compiere uno sforzo in questo momento per cercare di limitare il numero di contagi. E più che dell'orario delle 22, che comunque rappresenterebbe davvero un grosso problema, tanti ristoratori qui a Bassano ci hanno detto che sono molto preoccupati per quello che da varie parti viene annunciato come un possibile lockdown a Natale. Sto litigando con la mascherina e con gli occhiali che si appanna, quindi adesso li tolgo. Chiara, fra occhiali e mascherina, mi raccomando, togliamo sempre gli occhiali. Certo, infatti hai visto che cosa ho tolto in questo momento. E come ti raccontavo, c'è proprio questa grande tensione di questo possibile annunciato, di questo timore di un lockdown a Natale, perché è stata persa il periodo di Pasqua. Tra l'altro Bassano, città turistica che vive anche di tutte le persone che vengono a visitarla, chiudere una chiusura possibile a Natale potrebbe davvero rappresentare un colpo di grazia per questa annata. Quindi diciamo che c'è grande responsabilità da parte di ristoratori. Abbiamo anche documentato in alcuni locali nuovi cartelli che sono stati posizionati, l'attenzione, il rigoroso rispetto delle distanze, l'invito a mantenere il distanziamento anche fuori dai locali, quindi nei plateatici, e dall'altra però c'è anche i conti che si fanno a fine mese, a fine giornata, che comunque preoccupano i gestori di queste attività. Chiara, ti faccio anche una domanda. Prima è passata alla polizia locale
dietro di voi. Ci sono novità relative a eventuali multe o sanzioni combinate durante la movida, le serate? Avete avuto modo già di parlare con la polizia locale o ne parleremo eventualmente nel TG di questa sera? Sicuramente ne parleremo nel TG di questa sera. Questa mattina non ci avevano dato indicazioni in merito. Certo che credo che la vera prova del 9 sarà nella serata di oggi soprattutto, e in quella di domani. Sono le 2 serate in cui le misure che sono state adottate diventeranno davvero efficaci, e si dovrà capire quanto si intende e quanto soprattutto la popolazione più giovane, quella che è un po' è stata messa sotto la lente di ingrandimento, rispetterà tutte le nuove ordinanze, il nuovo DPCM che è stato emesso dal governo. Molto bene, allora Chiara, abbiamo notizie per questo momento da Bassano, altrimenti chiudiamo il collegamento e andiamo a sentire gli altri nostri giornalisti. Direi che per ora da Bassano, dalla splendida piazza di Bassano baciata dal sole, possiamo anche restituirvi da lì nello studio. Molto bene, ringraziamo Chiara Gaiani, Federico Cibotto. Torniamo in studio, adesso dovremo avere fra poco in arrivo un altro collegamento di carattere più sportivo con Alex Giuliano, però bisognerà aspettare qualche istante. Nel frattempo vi ricordiamo che alle 12:45 avremo in diretta qui su Rete Veneta, canale 18, e in streaming sulla nostra pagina Facebook e sul sito reteveneta.it la conferenza stampa, il punto stampa del governatore Luca Zaia, che farà il punto, dicevamo, sulla situazione legata all'emergenza coronavirus. Ci sono novità in arrivo, cercheremo di capire che tipo di informazioni, se legate al DPCM o a nuove ordinanze in arrivo dalla Regione, lo sapremo solo alle 12:45. Invece adesso abbiamo Alex Giuliano in collegamento con Cristian Roccaiende dal ponte di Valstagna. Siamo sul Brenta, speriamo di poter sentire bene l'audio, che il vento forte che soffia in quella zona quotidianamente non entri nel microfono. Cerchiamo di capire. Buongiorno Alex, cosa succede a Valstagna? Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui sul ponte di Valstagna che il 17 e il 18 ottobre, quindi sabato e domenica, ospiterà l'ultima tappa del campionato italiano di slalom e discesa classica di rafting, un appuntamento che coinvolgerà più di 40 equipaggi da tutta Italia. Abbiamo appena finito di raccogliere tutte le informazioni, le testimonianze che vi racconteremo, vi riporteremo nel telegiornale di questa sera. Un impegno, un appuntamento dove la parola d'ordine, Ferdinando, sarà prima di tutto sicurezza. Quindi l'organizzatore Ivan Pontarollo dell'Ivan Team, che insieme al Valbrenta Team organizza e supporta questa manifestazione, ci ha tenuto a precisare e a lanciare un chiaro invito: non vogliamo la partecipazione del pubblico. È un evento che deve rimanere sotto il numero massimo di 1000 partecipanti, quindi ha invitato tutte le persone, tutti gli appassionati, le persone interessate a seguire quello che poi racconteremo noi su Rete Veneta e a mantenere il rispetto delle distanze e dei protocolli, perché è un evento chiuso al pubblico. Chiaramente non si possono controllare tutti i tratti, quindi lungo magari alcuni tratti di strada ci si potrà soffermare un attimo ad ammirare lo spettacolo del rafting, però off limits per il pubblico. Calendario dei 2 appuntamenti: il 17, quindi sabato, si comincia alle 14 con lo slalom sia in discesa che in risalita sul gommone, con gli equipaggi da 4 persone, composti da 4 persone, e poi sabato mattina in chiusura alle 10:30 la prova in cronometro per quello che riguarda la discesa classica. Abbiamo raccolto anche un'ultima testimonianza importante, abbiamo cercato di fare un bilancio di quanto l'emergenza Covid abbia inciso sull'economia del turismo fluviale, non solo qui in Vallata, ma parliamo di sport, parliamo di rafting. Ebbene, i racconti sono sicuramente drammatici, perché si parla di 80% in meno, non solo di introiti, ma proprio di attività
sono saltati i campi base, sono saltati i campi scuola, sono saltati i centri estivi, sono saltati accordi commerciali, il calendario gare è stato fortemente ridotto, insomma Valstagna, la Val Brenta e il rafting in generale ne hanno pesantemente risentito. Allora, Alex, grazie per queste informazioni su questo importante evento sportivo. Grazie a voi. Tu questa sera di cosa ci parlerai invece nella tua trasmissione Sport in Casa? Questa sera, Sport in Casa, appuntamento alle ore 20, faremo il punto sul campionato di Serie D, che è un campionato che sta regalando tante sorprese, tante emozioni ed è uno dei campionati tra virgolette più sicuri di continuare, perché ricordiamo che gli atleti in Serie D, i calciatori, devono sottoporsi a tamponi, test sierologici e quant'altro, quindi all'interno dell'emergenza Covid è uno dei settori più controllati dello sport dilettantistico. Molto bene, allora appuntamento questa sera dopo la nostra informazione con Sport in Casa. Grazie a Alex Giuliano, grazie a Cristian Raffaele. Buon lavoro, torniamo in studio, ma torniamo in studio solo per lanciare la pubblicità, perché fra un quarto d'ora inizia la conferenza stampa di Luca Zaia, ci sono novità in arrivo sull'emergenza coronavirus, state con noi. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta, siamo qui a Focus TG per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. 12:45, fra 10 minuti saremo in collegamento in diretta con la sede della Protezione Civile a Marghera, dove il presidente della regione Luca Zaia farà il punto sull'emergenza coronavirus. Siamo in attesa di novità, cercheremo di capire con i nostri giornalisti quali saranno queste novità legate a questo momento molto molto difficile. Allora, è un momento molto difficile però anche per alcune categorie di persone, soprattutto gli anziani, che si trovano a dover fronteggiare proprio in questi giorni alcune situazioni molto complicate, perché i medici vanno in pensione, comunque è il loro diritto, e alla fine del proprio percorso lavorativo se ne vanno in pensione, ed è molto complicato adesso per le ULSS riuscire a dare un nuovo medico, tra virgolette, a tutte le persone che lo richiedono. Due anziani di Bassano si sono trovati in difficoltà, ci hanno contattato e abbiamo, per così dire, dato una mano a risolvere questa vicenda. Ecco cosa è successo. La signora Marisa, utilizzeremo un nome di fantasia perché la nostra telespettatrice preferisce rimanere anonima, ha un problema legato al medico di famiglia. Che cosa succede? Allora, io da 15 giorni, io e mio marito siamo senza medico condotto per il fatto che quello che avevamo prima si è trasferito a Mussolente e per noi anziani dover attraversare Bassano e tutto quanto era veramente un problema. Ed è così che la nostra signora Marisa si ritrova senza medico, non ha un PC per le prenotazioni online e dunque è costretta a recarsi al distretto di via Monsignor Negrin per scegliere il nuovo dottore. Esprime due preferenze, ma qualche giorno dopo un'impiegata la informa che entrambi i medici non hanno posto e dunque la signora Marisa è ancora senza medico. Prova numerose volte a contattare telefonicamente il distretto e finalmente riesce ad ottenere un appuntamento, ma si va al 2 novembre e Marisa è sempre senza medico. Se mi succede qualcosa andremo a pronto soccorso. Lui mi dice così, smettila di preoccuparti, e io invece mi preoccupo, non solo per me, perché ce ne sono tanti altri nella mia condizione. La preoccupazione della signora Marisa è più che legittima e allora noi abbiamo contattato il direttore dei servizi sociali dell'ULSS 7 che conferma i disagi dovuti ad un ingorgo di pratiche, ma garantisce anche il potenziamento del numero di operatori. Io consiglierei tuttavia di ritelefonare, di spiegare l'urgenza o la gravità della situazione al telefonista e in questo caso di concordare con lui le modalità migliori per risolvere la situazione stessa. Sono le priorità che come direzione abbiamo dato e credo che in questa direzione le cose possono trovare, le esigenze, le richieste e le soddisfazioni possono trovare una migliore soluzione. Per quanto riguarda il caso della nostra signora Marisa, la soluzione è arrivata nel giro di poche ore. A mezzogiorno mi ha telefonato l'ASL di Bassano
E mi hanno già detto i nomi dei vari medici che sono disponibili. Il problema è risolto in 24 ore, diciamo no, guarda, è il colmo dei colmi, lo dicevo con mio marito, sicuramente si sono attivati quelli di Rete Veneta, è vero, è stato. Devo solo ringraziarvi. Allora, questo caso è risolto. Se avete qualcosa da segnalarci che riguardi problemi magari con la sanità, ma con qualunque situazione, degrado o qualcosa che non va bene davanti a casa vostra, potete sempre segnalarci al 340-321-8379 oppure al numero che vedete in sovrimpressione 340-321-8806. Questi sono i due numeri di riferimento. Potete anche chiamare i numeri della redazione, le mail sono tutte a vostra disposizione per segnalarci, poi noi ci occuperemo dei vari casi. Allora, fra 7-8 minuti avremo la diretta dalla conferenza stampa di Luca Zaia. Vediamo già, grazie alla regia di Alessandro Costacurta, la sede della Protezione Civile. I nostri giornalisti sono già sul posto, però facciamo in tempo ancora a vedere il punto della situazione sul Covid a Vicenza. Il San Bortolo apre la nuova terapia semi-intensiva per prepararsi a un'eventuale ondata. La pressione sulla richiesta di posti letto è notevole, sta aumentando giorno per giorno. Anche nella giornata di ieri abbiamo avuto 6 ricoveri di persone fortemente sintomatiche. Rianimazione abbiamo 4 persone ricoverate, di cui una è stata ricoverata d'urgenza questa notte. Una situazione epidemiologica che cambia di ora in ora, ma con la costante che vede salire la curva dei contagi, tanto che è stata aperta nelle scorse ore la nuova sala di terapia semi-intensiva, 18 posti letto, già predisposta sopra il reparto di malattie infettive al San Bortolo. Vista la necessità di avere posti letto adeguati, non erano più sufficienti i 19 posti letto nostri e i 12 della pneumologia, è stato giocoforza necessario aprire il reparto. Già 5 quelli ricoverati nella nuova semi-intensiva, ma già in pronto soccorso in attesa di ricovero ce ne sono altri 5, mentre si fa posto in rianimazione che per il momento sembra reggere l'urto della seconda ondata. Trasformato parte dell'ospedale di Noventa Vicentina in struttura Covid, è aperto anche Valdagno come geriatria Covid. Non accoglie acuti, ma diventa risorsa per le case di riposo. All'esterno di malattie infettive il tunnel percorso, dove si è in attesa, appena scatta il verde, di accedere all'ambulatorio coronavirus per poter fare il tampone, ed è un continuo flusso di persone. Siamo andati molto sopra i 40 persone al giorno, quindi sì, molti dicono abbiamo un tasso di ricoveri che è estremamente inferiore rispetto a marzo-aprile. In realtà è aumentata l'offerta di tamponi, per cui facciamo diagnosi anche in molti asintomatici che a marzo sicuramente c'erano sfuggiti. Dai 500 tamponi processati al giorno a marzo-aprile dalla microbiologia si è passati a 2000, riuscendo a dare risposta a tutti i casi. In tema di lockdown Manfrin però è cauto. Se di lockdown si dovrà parlare sarà quando avremo intasato tutto il sistema e quindi dovremo in qualche modo arginare la necessità di richiesta di posti letto. C'è questa parola che aleggia come uno spettro sul Veneto, sull'Italia, lockdown. Speriamo di non arrivare a rivedere quel che è successo qualche mese fa, anche perché tutti sanno, dalla politica fino ai cittadini, che superare un secondo blocco totale potrebbe essere praticamente impossibile per moltissimi soggetti, sia economici che persone, quindi speriamo di non doverci arrivare. Si parla di lockdown locali, si parla di nuove zone rosse, si parla di addirittura di coprifuoco alle 22, sono tutte ipotesi, sono tutte parole, per ora non c'è niente di nero su bianco. Noi faremo in modo di informarvi con la nostra consueta correttezza, con il nostro consueto buon senso di quello che sta succedendo in Veneto e di quello che speriamo non debba succedere. Prima di andare in conferenza stampa con il presidente Luca Zaia, vi ricordiamo che la conferenza sarà visibile sia sulla
pagina Facebook, dove la stiamo lanciando proprio in questo momento, sia sulla pagina reteveneta.it, in modo tale da fare vedere questa conferenza e questo telegiornale a tutti, anche quelli che magari non sono a casa o non hanno un televisore disponibile, oppure non riescono a vedere Rete Veneta per vari motivi, perché lontano dal Veneto o per copertura magari scarsa del segnale. E prima di andare da Zaia andiamo comunque nella zona di Venezia, andiamo a Mestre, perché questa mattina c'è stato un incidente abbastanza pauroso. Siamo in via Carducci, incrocio via Felisati. Chiedo alla regia se può farci vedere questa foto intanto che ci è arrivata dai Vigili del Fuoco. È caduto un albero ad alto fusto dal cortile interno di un condominio ed è finito in strada, dove ha parzialmente coinvolto un'auto. Nessuna persona per fortuna è rimasta ferita, però vedete, insomma, proprio un miracolo che non si sia fatto male nessuno. È caduto quest'albero immenso fra le strisce pedonali e una macchina, quindi plausibile che qualcuno potesse passare in quel momento. I pompieri sono accorsi sul posto con il personale e l'autogru e hanno provveduto a liberare l'auto. Poi hanno iniziato a tagliare il pino marittimo per liberare la strada dall'enorme fusto. Le operazioni di rimozione erano ancora in corso qualche minuto fa, non sappiamo se siano state concluse. Comunque potete vedere dov'è caduto quest'albero, insomma parliamo proprio di pochi metri dalle persone, dalle auto in transito. Ribadiamo, nessuno è rimasto ferito nonostante la pericolosità della situazione. Torniamo in studio, vediamo che c'è un po' di movimento nella sede della Protezione Civile a Marghera, dove il Presidente Zaia parlerà fra pochissimo dell'emergenza coronavirus. Noi saremo in diretta per tutta la durata della conferenza stampa. Finché non arriva Zaia, però andiamo a rivedere i dati di ieri sera diffusi proprio dall'azienda Zero, perché quelli di oggi, come sempre quando il governatore parla, non vengono diffusi prima della conferenza stampa di Zaia, che li dà in diretta. Quindi per avere i nuovi dati bisognerà aspettare una manciata di minuti. Questi sono i dati di ieri sera alle 17 di ieri pomeriggio, quindi fotografano una situazione che riguarda qualche ora fa. Ieri pomeriggio erano stati registrati 347 nuovi casi, che sommati ai 370 di ieri mattina porta il numero quotidiano di ieri a oltre 700 casi. Ieri avevamo quasi 8.000 persone positive, 7.858 in tutto il Veneto, moltissime fra Treviso, Venezia, Vicenza e Verona, quest'area centrale del Veneto molto, molto colpita. Sono morte 2.241 persone con il coronavirus dall'inizio dell'emergenza, mentre se ne sono negativizzate 23.821. La seconda parte della tabella, molto importante, è quella degli ospedali: 381 persone ricoverate in area non critica, di cui 292 vedete ancora positive e 89 negativizzate. Area non critica vuol dire ricoverati in ospedale ma che non hanno bisogno di una terapia intensiva. 45 le terapie intensive impegnate, un numero che è un po' salito rispetto all'ultimo periodo, di cui 39 con pazienti ancora positivi al coronavirus, 6 con pazienti che si sono negativizzati. Il saldo rispetto al bollettino precedente era di 13 persone in più in ospedale non gravi e di una persona in meno in terapia intensiva. Purtroppo sono stati segnalati anche ieri 4 decessi, il numero dei decessi è tornato a salire in modo molto molto lieve per fortuna, ma è tornato a salire. Non abbiamo al momento i dati delle persone in isolamento, che però a ieri risultavano essere circa 12.000, parliamo di persone positive ma asintomatiche oppure che sono state a contatto con persone risultate poi positive, ma di questo ci parla Zaia. Vi lasciamo al governatore. Buongiorno. Siamo pronti? Buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Veloce, recuperiamo subito. Un saluto anche a tutti coloro che sono collegati con le diverse dirette. Non si sente niente del microfono, mi sa. Va. Va. C'è qualcuno che regola il microfono?
Sì, a cassa. Grazie. Prova. Aspetta che lo vedevo. Ci sono. Prova. No, qua è spento, un attimo. Ecco qua, prova. Vabbè, non funziona niente. Grazie. No, perché serve per i microfoni. Prova. Prova. Vabbè, sentite, io inizio. Allora, a posto? Si sente? Se sentite me, ma lì non funziona niente. Allora, i tamponi sono 2.121.494. Questi sono i tamponi fatti ad oggi e questi sono i tamponi molecolari. I test rapidi sono ormai 1,5 milioni. Guardate che la partita dei test rapidi è fondamentalmente in questa nuova fase, si sente? In questa nuova fase è rappresentata dal fatto che stiamo parlando di tamponi rapidi, quindi ricerca dell'antigene, certificati, e voglio anche dire che ormai si va verso una direzione anche della non conferma col molecolare, altra novità, magari poi ne parliamo. Sapete che c'è l'eventuale negativizzazione a fine quarantena o il positivo del tampone rapido da confermare col molecolare. Ormai la linea di pensiero, e penso anche il lavoro che sta facendo la comunità, va in questa direzione. Numero di positivi 34.277, sono 704 in più rispetto alle ultime 24 ore. Noi diciamo che nelle 24 ore abbiamo 704 in più. Isolamento 13.873, sono 900 persone in più che sono andate in isolamento. Positivi di oggi sono 8.138, totale dei morti 2.244, più 7 morti in più nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 3,96, fondamentalmente sono, se considerate, sono 3/4, 299 sono positivi e 1/4 sono negativi, sono 97, quindi 3-1 sono, no? 3/4 e 1/4 positivi. Terapie intensive sono 47 più 2. I dimessi sono 4.329 più 20. Avete risolto il problema del microfono? No. Perché a casa non sentono nulla. Prova. Ah, perché sì, ma vedo dei microfoni anche lì però. Ah, boh. Positivi oggi 8.138. Come abbiamo detto prima, sugli isolati di oggi sono il 58%. Ciò vuol dire che oggi degli 8.138 positivi, il 58% degli isolati sono positivi. E l'altro dato finale, che ormai voi conoscete, abbiamo 287 sintomatici su 8.138 positivi. Quindi vuol dire che abbiamo il 3,52% di sintomatici, vuol dire che abbiamo il 96,5% di positivi che non hanno sintomi. Niente? Prova. Vabbè dai, non importa. Prova, niente. Vai, lasciamo stare. Allora, due brevi considerazioni. Vi faccio vedere solo un grafico così da una dimensione.
Questo grafico qua, eccolo qua, cosa è tutto qua? Era spento, bene. È come l'uovo di Colombo, sapete perché si dice l'uovo di Colombo? Nessuno riusciva a far stare in piedi l'uovo, è arrivato Colombo, l'ha spinto sulla camera d'aria, resta in piedi l'uovo. Bravo, grazie. Se passiamo male il volume adesso, grazie. Però bisognerebbe provarli prima gli impianti, ragazzi, se no poi dicono non funziona mai niente, hai ragione. Allora, lo vedete questo schema anche se da distante? Allora, la curva rossa, penso che la intravedete, no? La curva rossa sono i positivi da 21 febbraio ad oggi. Vedete che la curva rossa oggi è più alta di marzo, di febbraio? Cioè facciamo oltre 500 positivi al giorno. Allora, diciamo che a marzo avevamo una punta che andava dai 400 ai 600. Oggi, avete visto, oggi abbiamo avuto 704 positivi in più. La curva verde sono le negativizzazioni, cioè coloro che si sono negativizzati. La curva nera sono i decessi, vedete che è quella più piatta, ma a me interessa fare un ragionamento sulla curva gialla. Allora, la curva rossa abbiamo detto che sono i numeri positivi, vedete che la curva dei positivi a marzo è più bassa dei positivi che quotidianamente abbiamo in questo momento. Cioè oggi abbiamo più positivi al giorno di marzo. Però vedete la curva gialla, a marzo con quei positivi avevamo una massa di ricoveri importante, oggi in questo momento la massa di ricoveri non segue la tendenza, vedete la curva gialla rispetto a rossa, non segue la tendenza, dopo ve lo do sto grafico, non segue la tendenza, ma perché? Perché oggi l'elemento di novità sono il 96,5% dei positivi che non fanno sintomi, che non è irrilevante per i ragionamenti che stiamo facendo. Cioè abbiamo un nuovo, diciamo, stereotipo di Covid che è rappresentato 9 volte su 10, o meglio 9 volte e mezza su 10, da cittadini che si infettano e non hanno sintomi. Quindi stiamo rilevando più positivi perché? Non perché ce ne siano di più, stiamo rilevando più positivi perché facciamo tanti più test, perché comunque facciamo un contact tracing impressionante, perché comunque oggi il tema della diagnostica dei test ci aiuta molto di più. Cioè voi immaginate solo, faccio l'esempio di ieri che, perdonatemi, sarà anche banale ma dà un'idea ai cittadini, 50 consiglieri sono entrati in consiglio regionale, hanno fatto il test un'ora prima, ma sopra un fatto di organizzazione lo potevano fare anche 10 minuti prima e sono entrati con una diagnosi. A febbraio, marzo, aprile sarebbe stato impossibile. Sì, Frato, grazie, più di 200 persone. Questo zero positivi, questo per dire che il tema della diagnostica ci aiuta molto di più, ci fa trovare ancora più positivi. Questo dà anche l'altra risposta, che noi isoliamo anche più persone, 901 persone nelle ultime 24 ore sono andate in quarantena. Allora, alla luce di questi dati però abbiamo un dato importante che è quello che ci dice che l'età media oggi è ufficiale, si è consolidata, si è passati da 60-65 anni l'età media del positivo in Veneto, che avevamo nei periodi acuti di Covid, quindi marzo, aprile, febbraio, a 40-45. Allora cosa sta accadendo? Sta accadendo che la fascia di età più esposta è quella più bassa, perché stiamo parlando di età media, quindi vuol dire che c'è qualcuno che ha più di 45 anni che media con chi ne ha molti di meno di 40, scusate, e quindi il tema oggi per noi è questo. In ospedale sentiamo la pressione, perché abbiamo 400 persone in ospedale, cioè 400 persone cominciano a essere un ospedale quasi, un piccolo ospedale dedicato. La sentiamo ovviamente nelle terapie intensive, scusatemi, nelle infettive, nelle pneumologie, nelle medicine, nelle subintensive, quindi è innegabile che ci siano 400 pazienti in ospedale ormai, no? 3,96. Il dato di degenza medio è più basso dei periodi acuti della primavera, perché siamo sui 7 giorni. Le terapie intensive in questo momento rappresentano un 10% della base veneta, 4,64 sono le terapie in Veneto, avere 47
pazienti Covid vuol dire il 10%. Allora, se oggi cristallizzassimo questa situazione, voglio essere chiaro che poi non voglio sempre sentire chi dice, Zai diceva una roba, un'altra, se oggi cristallizzassimo questa situazione vi devo dire che se restasse così, curiamo questi pazienti, non siamo in emergenza sanitaria, penso che non la percepite, parlando di emergenza ospedaliera, però c'è un soggetto Covid. Trovo spesso commenti da parte dei cittadini, non di tutti i cittadini, ma di chi è un po' più negazionista, da parte un po' di chi dice mai morti per influenza, mai morti per altre patologie, mai morti, mai ricoveri. Guardate, qui c'è solo un tema che dobbiamo spiegare ai cittadini. Non è che qui c'è Grande Fratello o c'è il Big Pharma o ci sono le multinazionali che hanno un progetto su sta roba. La verità è una sola, che essendo molto endemico, che si diffonde molto velocemente questo virus, anche il 5%, 3%, 4% di chi si ammala e finisce in ospedale o quota parte di questi finiscono in ospedale, essendo grandi i numeri, l'ospedale va al collasso. Allora, se tu non porti la mascherina, qual è l'esito? Che ti può anche andare bene, ma come comunità rischiamo che non abbiamo magari più la possibilità di curare un'emergenza, un infarto, un ictus, un trauma, perché magari ci ritroviamo gli ospedali pieni di malati di Covid. Allora, il vero problema di questa infezione è rappresentato dal fatto che la sanità viene messa sottosopra. Insomma, vi ricordo che in aprile, scusatemi, in marzo, ho dovuto fare un'ordinanza per chiudere 10 ospedali in Veneto e dedicarli a pazienti Covid. Voi capite che se arriviamo a chiudere tutti gli ospedali del Veneto per i pazienti Covid, vuol dire che chi ha robe programmabili, vabbè, dirà una protesi all'anca, un ginocchio o robe diciamo che si possono ancora portare avanti, si portano avanti, ma le emergenze veramente c'è il rischio che non si affrontino più. Ce lo ricordiamo tutti le frasi di qualche vostro collega che diceva in quel luogo se ti viene un infarto resti a casa perché nessuno viene a prenderti. Io non voglio arrivare a questi livelli. Perché vi dico questo? Perché non siamo a questi livelli, perché cerchiamo di guardare con obiettività il problema, però ho l'obbligo di dirvi che è fondamentale l'aiuto da parte dei cittadini. Approfitto di queste conferenze stampa per ricordare a tutti di portare la mascherina. Sembra quasi assurdo dirlo, no? Dopo tutti questi mesi. Se il virus si diffonde è perché non portiamo la mascherina oppure la portiamo irregolarmente. Cioè la mascherina con la bocca fuori o col naso fuori non serve a nulla. Ricordo ancora, lo ricordo alla nausea ormai, lo so, perdonatemi, che degli 11.000 medici che abbiamo in Veneto solo l'1,8% si è infettato. Questo dà una dimostrazione palpabile di cosa significhi portare la mascherina. La mascherina difende la nostra salute, difende quella degli altri e difende i nostri ospedali. C'è poco da fare gli eroi. Qui non è che c'è un business della mascherina. Se non si porta la mascherina va a finire male. E i provvedimenti che sono stati adottati o vengono adottati contro gli assembramenti in linea di principio vanno sempre in quella direzione, perché l'esposizione di molte persone che non portano la mascherina o che pensano che tanto a me non capiterà nulla è la dimostrazione palese che diciamo, il controllo degli assembramenti è fondamentale. Io rinnoverò nelle prossime ore tutta una serie di ordinanze che avevo fatto, che non sono restrittive, sono per confermare la possibilità di tenere aperto secondo le linee guida, perché scadono queste ordinanze, no? Scadono in queste ore e sono quelle che dicevano tu il ristorante lo puoi tenere aperto se fai il distanziamento di 1 metro, se garantisci che c'è il gel igienizzante al tavolo, ve le ricordate quelle prime ordinanze. Cioè nel momento in cui decadono, se non si rinnovano, si chiudono i ristoranti, si chiudono le parrucchiere, i barbieri, quindi adesso emetterò un'ordinanza di continuità e sarà anche l'occasione per ricordare le linee guida e riaffermare l'importanza della protezione individuale che è la mascherina. Ve la daremo tra oggi e domani l'ordinanza. È un resumé di tutto quello che sono le linee guida da rispettare per le diverse attività produttive.
Avremo oggi, probabilmente verso sera, un incontro in videoconferenza con il Ministro Speranza. E c'è preoccupazione perché, guardate, diciamola fino in fondo, se tutti utilizzassero la mascherina in maniera, direi, ligia, non volevo dire militare perché io sono abituato di coscienza, non posso dirlo, in maniera ligia e rispettosa del fatto che va messa, no che bisogna leggere sul DPCM, qua il DPCM mi lascia un voto, allora io, sentite, allora io se mi capita di andare in giro a volte, anche dove potrei toglierla non la tolgo, vedo che c'è chi sta lì a discutere sul fatto che se più di 1 metro ma su un posto, guardate che stiamo parlando della nostra salute. Io ho in animo di portarvi un ragazzo o un giovane paziente che è stato in terapia intensiva e intubato, che magari racconta la sua esperienza, perché voi non ne trovate uno di chi ha avuto il Covid con sintomi che vi dice che è stata una passeggiata, non ne trovate uno, perché il Covid si fa sentire quando arriva in maniera importante. Quindi veramente la preghiera con le mascherine. Ovvio che oggi ci sarà un incontro che sarà quello di guardare con pragmatismo quello che si può fare a tutela della salute dei cittadini. Io non porto avanti idee di lockdown, non le porto avanti semplicemente perché oggi, premesso che sarebbe una sconfitta arrivare al lockdown, perché per arrivare a un nuovo lockdown vuol dire che avremo gli ospedali pieni, collassati, che abbiamo morti, che abbiamo una situazione che a questo punto diventa veramente preoccupante da un punto di vista sanitario soprattutto, prima che economico, perché se si dovesse arrivare a un lockdown vuol dire che qualcosa è andato storto. Facciamo un lavoro di squadra, però io sono convinto che qualche aggiustamento, senza complicare la vita ai cittadini, soprattutto sui dispositivi di protezione, va fatto. Adesso non chiedetemi quali, ci stiamo ragionando, però è fondamentale che passi questa cultura della mascherina. Mascherina non può essere, come si può dire, un feticcio da seguire oppure da esorcizzare, non è così. Guardate, siamo anche fortunati, se volete, perché questo virus non prevede cure preventive, per cui siamo tutti obbligati a sottoporci, a cicli di pasticche o altre robe. Mascherina e igiene delle mani, penso che sia una roba affrontabilissima. Sono anche convinto che se la portiamo, se andiamo anche a infettare di meno con i rinovirus e quindi tutti i virus influenzali, perché comunque anche quella è una bella barriera. Questo è poco ma sicuro, c'è una barriera meccanica. Quindi adesso rimando a tutto quello che si può dire. Qualcuno dice, ma Zaia che atteggiamento ha? Perché adesso va di moda essere pessimisti o positivi al massimo. Io ho sempre cercato in questi mesi di essere obiettivo e di dire con sincerità come stanno le cose ai cittadini. Dico ai cittadini che la situazione di oggi è sopportabile, quella di domani non lo so. Da cosa dipende questo non lo so? Dalla mascherina. Magari qualcuno dice, ma che banalità dice? Fidatevi che dipende dalla mascherina, dipende dalla protezione individuale che portiamo ed è fondamentale saperlo questo. Sapete, anche quando si parla di limitazioni, cioè anche quando ci ritroviamo con gli amici, non è perché sono amici, sono per contratto esenti dal virus. Anche qui nessuno di noi sa che vita o che frequentazione ha avuto una persona che magari ci può essere infettata, per cui massima attenzione, massima attenzione. Lo dico io, ma invito tutti a farlo. Se andiamo a trovare un genitore che non è più un nostro convivente, la mascherina è un fatto di civiltà. Non indignarsi perché Zaia ha detto di portare la mascherina se vai a trovare tuo papà o tua mamma. Questa è la verità, perché comunque non essendo più conviventi possiamo portare cose che non dobbiamo portare in casa di altri. È la preghiera che faccio ai veneti. Mi hanno sempre ascoltato, mi hanno sempre dato fiducia. Da sta roba ne veniamo fuori, perché come è arrivata se ne andrà. Io ci ho messo la faccia tutti i giorni qui, no? Poteva andare bene, male, benino, malino, però ho sempre parlato al cuore dei veneti. E oggi l'appello che faccio è quello della protezione individuale. E i ragazzi hanno dato un sacco di begli esempi, forse sono stati i veri eroi del Covid. Adesso a loro chiedo questo sacrificio. Abbiamo i ragazzi delle scuole primarie che sono, fra virgolette, dei soldatini, perché sono veramente, come sono stati i primi a insegnare
a sto popolo la raccolta differenziata, siamo stati noi perché eravamo bambini, oggi sono quelli della mascherina, delle regole. Agli adolescenti chiedo fate sto sacrificio, non è un sacrificio immane. E io tifo perché la scuola resti aperta, non perché si chiude la scuola. Qualcuno dice ma Zaia vuol chiudere la scuola, no, io non voglio chiudere proprio nulla, io sono quello che ha sempre buttato il cuore oltre l'ostacolo, però oltre certi limiti dopo ti tocca fare anche dei ragionamenti in questo senso, che oggi non facciamo, però dipende tutto da noi. Se avete domande, sulla scuola vi do 2 dati, così vi do un aggiornamento. In questo momento abbiamo 2379 studenti in isolamento, in quarantena, scusate, 2713, scusate, avevo letto, vi ho detto, sì, 2715, sono lo 0,38% dei 707.000 studenti in quarantena e abbiamo 388 casi, 88 casi, che rappresentano lo 0,08%. Considerate che la Campania, così vi rispondo subito, in isolamento ne ha oltre 8.000. Da dati che si sanno così, da tabelle diciamo nazionali. Domande? Allora, stavolta sta fregato. Scusate, vi dico solo una roba. La mostra, ho deciso, allora noi siamo già organizzati perché avevamo già le date: Vicenza il 16 novembre e 4 dicembre, Venezia l'11 dicembre e il 1 gennaio, Treviso, Rovigo, per finire a Vo 29 maggio e 18 giugno. Ho chiesto che venga spostata perché non si può programmare la mostra dei disegni dei bimbi, una grande mostra, fra l'altro sta venendo veramente bene. Abbiamo 800 disegni, 54 disegni scultura, 13 sculture, insomma è una roba grande, però è troppo rischioso programmare una mostra con stecciari dell'una, come si dice, no? E quindi la mostra è pronta, appena ne veniamo fuori faremo la mostra. Ve lo dico per informazione, per i bambini scrivono, chiedono della mostra, e 800 disegni non sono pochi. C'è una data che viene aggiornata? Viene riaggiornata, guarda, allora la vernice era il 16 novembre alla Basilica Palladiana, tutti i posti top. Venezia aveva l'M9 l'11 dicembre, Treviso aveva il Palazzo di 300 l'8 di gennaio, Rovigo la Peschiera e la Gran Guardia il 5 febbraio, Verona Castelvecchio il 5, neanche una mostra di Van Gogh a tutti questi bei posti qua. Belluno Palazzo Bembo il 2 di aprile, dopo ve la do sta roba, Padova Palazzo della Ragione il 30 aprile e poi Vo, chiudevamo con Vo il 29 maggio. No, una super mostra, era per i bimbi durante il periodo scolastico, per la scolaresca veniva una bella roba. Congelata, è pronta. Uscirà un comunicato, così avete... Ecco, così esce il comunicato, ma volevo dirvelo di persona, insomma, prego. Allora, le donne, Alda, Cristina, Ilaria, tu non sei una donna, dopo. Presidente, lei ha detto che sui lockdown non è d'accordo, però in alcune città dove la situazione è decisamente più grave, nel senso che non hanno i numeri del Veneto e c'è una sofferenza crescente, stanno valutando dei coprifuoco. Ad esempio Milano sta ipotizzando una chiusura dei locali alle 23, in Campania, dove la situazione è peggiore, invece la chiusura delle scuole. Per il Veneto, secondo lei, potrebbe profilarsi un'ipotesi analoga a quella di una chiusura anticipata dei locali? Sì, guarda Adda, io intanto ho detto che io sono, come tutti noi siamo contrari a un lockdown, dopodiché un lockdown diciamo chirurgico l'abbiamo fatto nei 3 comuni del Comerico, l'abbiamo già fatto anche noi, no? Che abbiamo chiuso i locali alle 22 di sera e abbiamo fatto delle iniziative al servizio col Dipartimento di Prevenzione su nel Bellunese. E io penso che se ci sono dati epidemiologici importanti, come qualche collega dice di avere in alcune zone, è legittimo che pensino anche a queste soluzioni, che sono quelle poi che vanno ad intervenire nel distanziamento sociale, no? Perché se tu non distanzi con la barriera fisica della mascherina, lo devi fare con la norma
giuridica, deve dire alla gente restate a casa. Per questo io dico portate la mascherina. A proposito di di dispositivi di protezione individuale, quello che lei ha in mente forse è inasprire le multe, intensificare i controlli, oltre al fatto che continua a rivolgersi ai cittadini, ai veneti, a chiedere di collaborare in maniera molto semplice. Ma guarda, io penso che lo trovo assurdo, no? È come se noi rincorressimo un paziente in ospedale per le corsie per curarlo. Cioè, io trovo assurdo, e trovo assurdo anche che questa roba si trasformi in guardie ai ladri. Cioè non è che torniamo ai tempi del proibizionismo americano che mettevano la bottiglia dentro un sacchetto di carta per non far vedere la bottiglia. Cioè, l'alcol ti fa male, punto. Cioè, dobbiamo ragionare così. Qui c'è poco da scherzarci sopra. La mascherina va portata, quindi in tutta sincerità stiamo valutando, diciamo, ulteriori misure per poter incentivare l'uso della mascherina, ma anche magari culturali, no, se vuoi, cioè di diffondere questa cultura alla protezione. Ma ne ho parlato anche con i colleghi, tutti hanno lo stesso problema, insomma, ci sono immagini a volte che sono raccapriccianti, pensare che abbiamo terapie intensive, il 10% delle terapie intensive del Veneto, da noi ancora poco, dedicate a questi malati, e vedere che qualcuno esorcizza il male non portando la mascherina mi sembra proprio fuori luogo. Cristina e Ilaria. Buongiorno Presidente. Urlo. Volevo chiedere se aveva aggiornamenti per quanto riguarda l'approvvigionamento dei farmaci negli ospedali, quei farmaci che servono per affrontare il Covid. Stai parlando del Remdesivir probabilmente. Ma io sentivo AIFA, il dottor Mantoin, che in videoconferenza diceva che forse ci sarebbe stato un buco di pochi giorni. Non ho ben capito cosa sia accaduto a livello nazionale, non siamo noi coloro che governano, ovviamente, perché noi dobbiamo chiedere l'autorizzazione peraltro per utilizzarlo, però mi avevano rassicurato che comunque sarebbe arrivato. Si era chiesto, appunto l'AIFA aveva chiesto un focus sull'utilizzo negli ospedali veneti per capire come era stato utilizzato e poi quindi al momento c'è il farmaco, che lei sappia, che poi la relazione è stata mandata? Immagino proprio di sì, guardate, i nostri infettivologi l'hanno utilizzato, lo utilizzano il Remdesivir, cioè non è un farmaco assieme al plasma iperimmune e ad altre attività e altri farmaci che viene utilizzato. Ovviamente non in tutti i casi, in quelli dove c'è il candidato ideale per utilizzarlo. Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Una domanda: l'algoritmo che avete attivato da pochi giorni può già dare una previsione, ad esempio, di quello che può essere il prossimo mese o anche un po' oltre? Guarda, lo stiamo lavorando, peraltro anche ieri sera ho parlato con l'ingegner Gubian per l'algoritmo, per il modello previsionale. Abbiamo già deciso una ventina di giorni fa di rimpinguare anche con altri statistici il gruppo di lavoro. Però c'è da dire una cosa, oggi dati ce ne sono pochi, perché voi capite che la statistica, per chi ha fatto statistica, lavora è sempre più precisa in funzione di quanto carbone metti nel forno, no? Cioè nel senso, nella caldaia, cioè più dati ha la statistica, più la previsione è vicina alla realtà. Oggi un modello matematico con questi pochi dati scarni ci dà dei trend, ma non ci dà oggettivamente, ci può dare una direzione, ci dice guardate che avete imboccato una linea di innalzamento, questo lo capiamo anche noi macroscopicamente, no? Lo vediamo nei bollettini, ma dire, cioè se io metto dentro e elaboro dati, cioè qui è capace di spararmi 2000-3000 terapie intensive, perché diventa un calcolo meramente matematico, ma l'abbiamo già visto in aprile che non funziona così. E del resto questo virus ha sempre dimostrato, come tutti i virus, che la curva è a campana, no? A noi interessa capire la parte alta dove va a testarsi, sia in terapie intensive che come ricoveri. Ovvio è che anche l'uso della mascherina in Veneto, che oggettivamente si usa, potrebbe dare già questi effetti di questa curva che si allunga, che non fa l'impennata. Voi pensate a febbraio abbiamo fatto così, adesso si vede che fa così, pian piano. Vuol dire che il virus è alla ricerca
della persona da infettare, ma qualche casino lo trova perché trova mascherine. Per questo lo dico, attenzione alle mascherine. Ecco, poi un'altra domanda, non so se magari ci si può pensare invitando anche un esperto in uno dei suoi prossimi punti stampa. Tutti questi asintomatici, si sa se possano avere poi delle conseguenze con il tempo? Perché comunque il virus lo prendono dal momento in cui risultano positivi, per cui questa è una domanda che secondo me... Io in animo, Ilaria, di portare ancora il ciclo degli esperti, no? Perché abbiamo sulle terapie intensive, voglio fare un focus in modo tale che avete dati, infettive idem, pneumologie idem, subintensive anche e così via. Però ad oggi noi non abbiamo dei follow up chiederò se c'è magari qualche studio che è in corso sui positivizzati, negativizzati, asintomatici, perché non sono oggetto di cura, per cui spesso li becchiamo che hanno gli anticorpi, non sanno neanche di essere diventati positivi. Grazie. Passiamo agli uomini. Bonet, Tosato e Silvestrini. Grazie. Allora, Presidente, volevo chiedere una cosa. Sì. Dice le ordinanze saranno prorogate, questo per spiegarlo poi domani anche a chi ci legge, cioè di fatto quindi non cambia niente rispetto all'oggi. No. Cioè le misure che va al ristorante perché applicano oggi proseguiranno anche. Certo. Scusami. Le categorie? Beh, le categorie sono quelle che vi ho detto, insomma, i ristoranti, le attività commerciali, cioè tutto quello che avevamo previsto per i negozi, eccetera. È che noi non ce le ricordiamo più, giustamente, poi vi manderemo una lista di tutto, se riesco vi do anche l'ordinanza nel pomeriggio, ma sono tutto quello che è andato a normare le riaperture con le linee guida, fondamentalmente sono la riedizione delle linee guida. Sì. Ovviamente perché vi dico questo? Perché il DPCM dice se tu vuoi rinnovare le ordinanze devi avere un parere del Dipartimento Prevenzione, quindi abbiamo acquisito il parere della Prevenzione che ci dice in base alla situazione attuale i ristoranti possono continuare a fare i ristoranti, le parrucchiere, i barbieri, seguendo le linee guida. Scusi Presidente, ma altrimenti cosa succederebbe? Chiudono? E chi lo dice che chiudono? Il DPCM? Il DPCM, come si può dire, un po' così salomonicamente ha girato a noi il problema, dice volete mantenere aperto, ok, fatevi fare, decidetelo magari con il supporto della prevenzione. A noi scadevano in queste ore, per cui le rinnoviamo ovviamente. La prevenzione dà parere positivo. Scusi, così mi attacco anch'io, quindi praticamente se ogni regione non rinnova l'ordinanza chiudono. Vengono disapplicate le linee guida per aprire. È una roba burocratica ma ha un impatto reale sull'economia. Poi l'altro che volevo chiedere era su questo tema del lockdown. Può essere che in sede di conferenza delle regioni si decide una linea per cui si interviene laddove si manifesta il problema, nel senso che mi fate capire dal dibattito nazionale che il terrore della gente è il nuovo lockdown nazionale, però è chiaro che la situazione del Veneto, stando ai dati che ci presenta lei, è diversa da quella della Campania. Adora. Il cittadino Veneto che dice ma perché mi devono chiudere le scuole, perché a Milano, Valle d'Aosta le cose non funzionano. È possibile una diversificazione di provvedimenti? Ma direi che sicuramente è un abito sartoriale, cioè sarà così, nel senso che oggi abbiamo più conoscenza del virus, il lockdown che è stato fatto in primavera è stato un lockdown dettato anche spesso da una non conoscenza e oggettivamente ragazzi in primavera non avevamo oltre alla conoscenza anche le tecniche diagnostiche, le cure che abbiamo oggi. Secondo me lockdown non ce ne sarà più, si andrà verso restrizioni a seconda dei contesti territoriali da quello che accade. Penso che l'esempio del Comelico sia eclatante, no? Si è fatto un mini lockdown per una decina di giorni e poi si è ripristinato. Ma sento i colleghi che comunque sono tutti su di questa idea. Poi c'è un dato. Io penso che sia fondamentale che il governo, con il CTS, con il Comitato Tecnico Scientifico, con l'ISS, quello che è,
cominci a elaborare anche una scala di parametri che non siano l'R/T. Vi ricordate quante volte vi ho detto che l'R/T è un falso problema? Oggi ve ne accorgete perché no? Noi abbiamo tanti positivi, avremo un R/T che schizza, ma siamo quelli che negli ospedali meno pieni. È la dimostrazione che non funziona. Io ve lo dicevo sempre, ma cosa vuol dire avere i positivi? Prima bisogna trovarli e cercarli per averli. Quindi voglio sapere quanti tamponi fanno i miei colleghi. 2, che positivi sono. Perché se il 97% non finisce in ospedale, so che il virus gira, ma non è così, diciamo, endemico come potrebbe essere, patologico come potrebbe essere. E in generale l'auspicio è che a livello nazionale con le regioni si concordino dei parametri e sono fondamentali, ce ne sono alcuni sanitari, cioè, vi faccio un esempio così ci capiamo subito, fino a che percentuale di copertura rispetto alle terapie intensive base possiamo garantire il Covid, per dire che non siamo in emergenza. Perché poi c'è un'attività ordinaria che utilizza le terapie intensive. Fino a che punto diciamo che non è emergenza o è semaforo arancione, non rosso, facciamo 2 o 3, facciamo verde, rosso, arancione, rispetto ad esempio ai ricoveri. Noi ne abbiamo 400 in questo momento. Ecco, questi sono dati che da Roma in maniera scientifica non sono mai stati elaborati. O meglio, noi non li conosciamo, magari loro ce li hanno ma non ce li dicono. Io li ho chiesti a più riprese perché questo ci serve anche per fare sanità pubblica e per prendere decisioni in maniera uniforme, quello che dicevi te. Si regola, diventa un benchmark in negativo per tutti. Tosà. Sì, a proposito del piano di sanità pubblica, a proposito di ospedali, sì. No? Lei prima accennava alla volontà di evitare un collasso degli ospedali per l'afflusso di malati di Covid e quindi una sospensione di tutta una serie di attività come è successo in primavera quando furono garantite soltanto le urgenze. Mi era parso di intuire, più che di capire perché non l'abbiamo ancora visto, che la linea della sanità pubblica sul fronte ospedali, la linea del nuovo piano di sanità, del piano di sanità aggiornato, sia quella di separare in maniera netta, radicale i malati di Covid dai malati ordinari, ripristinando una serie di ospedali Covid e di reparti dedicati. Se così fosse, le attività ordinarie potrebbero essere garantite almeno in larga parte. Sì, però voi dovete considerare una cosa, che oltre un certo limite è inevitabile che si torni ai Covid Center. Ma nel momento in cui io vado ai Covid Center è inevitabile che occupo spazi di attività ospedaliera ordinaria. Cioè noi non abbiamo dei bussolotti chiusi in attesa dei malati Covid, ce li abbiamo che sono i famosi 5 ospedali che noi abbiamo sempre, sono lì riscaldati a posto, pronti, ma non sono ospedali per fare attività di cura intensa, sono attività per portare pazienti che si stanno negativizzando, diciamo lungodegenti, sono dei punti d'appoggio, ovvio che poi in emergenza utilizzi tutto, però pensare che l'aver dedicato un ospedale Covid o un reparto Covid ai Covid, tutto il resto non subisca danni, decisamente no. Cioè noi, guardate, se i numeri incrementano è inevitabile che abbiamo necessità di mettere mano all'erogazione di servizi ospedalieri. Adesso non chiedetemi con che numeri perché sto facendo fare un'elaborazione che vi presenterò. Ho chiesto che mi facciano uno scenario, semaforo verde, gli ho proprio detto così, arancione e rosso. Quindi una situazione di calma che è questa, oggi siamo in un semaforo diciamo verdino, poi c'è quello arancione e poi c'è quello rosso che sono quelli che abbiamo già visto cosa succede, cioè tutto chiuso e così via. Anche sulle case di riposo vorrei dire un'altra cosa, il DPCM è molto chiaro, il DPCM dà totale facoltà di decisione per la chiusura alle gestioni. Ovvio che io posso intervenire ulteriormente con delle ordinanze, però le gestioni delle case di riposo sono oculate e abbiamo capito che noi non possiamo rischiare di portare dentro il virus. Allora, se da un lato cerchiamo di tamponare tutti i visitatori, dall'altro c'è tutto il tema dei 30.000 lavoratori che hanno anche una vita sociale, personale, è logico come tutti noi, e che magari capita qualche volta che si infettano e poi lo portano sul posto di lavoro.
Silvestri, scusa. No, c'è ancora... Avevo un'appendice a questa domanda, ma è brevissima. Fermo restando quello che ha detto, cioè sto appello strenuo all'uso dei dispositivi, però insomma dagli elementi di cui dispone, dagli indicatori, ma anche dal confronto con gli operatori della sanità, dobbiamo attenderci una fase di crescita ulteriore dei positivi, cioè la curva che è in atto, realisticamente, insomma. Cioè, guardate, la curva parla da sola. Cioè, dobbiamo attendere... Noi non siamo in una fase di calo, No, certo, ma voglio dire, dobbiamo attenderci più contagi e più ricoveri. Guardate, vi mostro questo che ancora... Beh, in proporzione sì. Questo è ancora più eloquente. Allora, la curva rossa parte dal 21 febbraio, la vedete qui a 0, e va su. Vedete che oggi come contagi, cioè è la curva dei positivi, ne abbiamo più di tutta la storia del Covid. Sì. La vedete, no? La verde sono le dimissioni, le negativizzazioni, che vedete è sfalsata ma fa lo stesso giro perché uno diventa e poi diventa. La nera sono i decessi, la gialla sono i ricoveri. Però perché la vedete piatta? Perché la dovete vedere qua per vedere l'esatta evoluzione. Eccola qua, così la capite subito. La rossa sono i positivi, vedete che sono più alti di marzo, la punta a destra è di marzo, la verde sono le negativizzazioni, vedete la gialla? Vedete quanti ricoveri avevamo? Cioè il delta tra il rosso e il giallo, questo qui, è di gran lunga superiore, inferiore a sto delta qua. Cioè oggi abbiamo pochi ricoveri rispetto ai tanti positivi. Però il trend, lo vedete, la curvina gialla è un po' impennata, non impennata, è un po' in ascesa. E questo ovviamente è un picco, ma qua sono i test ovviamente. Sì. Una riflessione che non è neanche un dubbio, cioè giustamente noi valutiamo l'incidenza delle terapie intensive sul totale dei contagiati, però se il numero di contagiati, come dire, legato al numero di tamponi, quel delta lì potrebbe essere stato enormemente superiore se il numero di contagiati scoperti e quindi registrati fosse stato più alto, è corretto? Se il numero di il delta di febbraio? Esatto. Sì, assolutamente. Sì. Se noi avessimo fatto a febbraio lo stesso numero di sì, ma che facciamo oggi, probabilmente quella curva rossa sarebbe altissima. Ben venga questa osservazione, quello che dicevo prima, qui noi siamo impennati, facciamo un test che a febbraio non facevamo, a parte il fatto che siamo minimo al doppio se non al triplo dei test di febbraio. A febbraio viaggiavamo a 4.000, 5.000 al giorno, adesso siamo abbondantemente sui 15.000, 20.000 se ci mettono anche i rapidi. Per cui ovvio che questa è falsata dei test, però io ho sempre il tema delle terapie intensive e dei ricoveri. Cioè io, in teoria questa roba qua ce la chiudo e guardo l'ospedale, che è quello che vi ho sempre detto. L'ospedale per me fa testo. È che, mi scusi, ma anche con questa percentuale molto modesta di malati rispetto ai positivi, chiamiamoli così per semplificare, no? Di sintomatici siamo al 3,5%. Sì, sono 288 in questo momento. Però se l'ascesa, proprio è questione di grandi numeri, di massa critica, se l'ascesa dei positivi continua con questo trend, anche i ricoveri aumenteranno sensibilmente. Ma è esattamente quello che vediamo, Filippo. Ed è il discorso che vi facevo prima, siamo davanti a un'epidemia che ci porta a grandi numeri e inevitabilmente anche le piccole percentuali su grandi numeri riempiono ospedali. E ai cittadini dobbiamo far capire che la nostra sfida è questa: l'ospedale da tenere vuoto con la mascherina, punto. Distanziamento sociale, igiene e mascherina, c'è poco da fare gli eroi. Silvestri. Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Salve. Volevo capire se era possibile avere un aggiornamento sulla situazione di Immuni, dopo i casi che sono emersi, e se prevedete strette sul trasporto pubblico, visto che sulla scuola ha detto di no, però tanti ora stanno buttando il dito sugli assembramenti nel trasporto pubblico. Ma guarda, sul trasporto pubblico
Elisa De Berti che sta seguendo ancora come consigliere delegato, cioè gli ho detto guarda fammi un favore, finché non nomino la giunta seguimi sta partita, e lei mi dà ovviamente sempre ragguagli dove abbiamo un sacco di trasporto pubblico, sto parlando gomma, lasciamo perdere l'acqueo, non è che conta di meno, vi dico che sto parlando della gomma. Sulla gomma abbiamo buona parte dove non c'è pressione, dove si vedono le persone in piedi ma sono quelle secondo la capienza dell'80%. Altri casi nei quali c'è veramente una pressione di umana all'interno del mezzo pubblico che non è a norma. Allora, il tema della scuola, io sono stato criticato per aver posto una questione, guardate, il tempo sarà galantuomo e vedrete come andrà a finire, che si andrà lì. Si andrà alla didattica a distanza, alla didattica mista, alle turnazioni, ovviamente rispetto a quegli studenti che possono, come si può dire, autogestirsi quella parte di giornata senza i genitori, sto parlando di 16enni, 17enni, 18enni. Come si espleterà non ve lo so dire, però potrebbe essere che si fa, che so, un giorno a settimana per classe, una settimana al mese per classe, però capite che su 707.000 i numeri, cioè, ci danno veramente un decollassamento del trasporto. Dall'altro, tu mi dicevi di Immuni, la seguo anch'io con i comunicati che escono, vi dico la verità, nel senso che la dottoressa Russo ha scritto ufficialmente che è da giugno che stanno interloquendo col Ministero. Anche qui non siamo l'unica regione, ho scoperto, che ha avuto questo problema. Viene posta una questione che non è irrilevante, cioè dice bene, il signor Rossi viene avvisato di aver avuto un contatto con un positivo grazie a Immuni, deve recarsi ai nostri SIS per avere tutte le indicazioni. Il servizio di Dipartimento Prevenzione nostro e di altre regioni dice bene, ma possiamo sapere che tipo di contatto ha avuto? Ci dite se questo qua era un paziente ammalato, cioè era un contatto positivo che magari aveva sulla FP2 e stava andando a fare una visita, questo l'ha incrociato in un bar o l'ha incrociato in un parcheggio o ai bagni, che so, dell'autostrada, oppure magari era uno indifferenziato che non sapeva di essere positivo, perché il contact tracing per noi cambia moltissimo, non è che possiamo andare a fare tamponi a go-go. È una questione però di sanità pubblica, dopodiché lo dice una regione che insomma di tamponi fa, ma non è un ostracismo politico, assolutamente no, perché le indicazioni che ho sempre dato, dare servizi a tutti i cittadini, figuriamoci, chi ha scaricato Immuni ha diritto ad essere servito come tutti gli altri cittadini, non ha commesso un reato. E se non ci sono altre domande, Alda? Una specificazione, Presidente. Io non ho capito, lei ha chiesto che le vengano fatti 3 scenari con l'immagine del semaforo, giallo, verde, oggi verdino, rosso, per rimodulare i servizi sanitari, cioè cosa chiudere? Sì, Alda. Ti ricordi a marzo, quando ho firmato il famoso decreto di chiusura con i 10 Covid Center, siamo andati giù di mannaia, ci abbiamo detto chiuso? Abbiamo chiuso sale operatorie, abbiamo ridotto servizi, abbiamo garantito gli oncologici e tutti quei servizi non derogabili, pensate alle donne incinte, ai parti, eccetera. Però tutto quello che era in elezione, come si dice nella sanità, cioè mi programmo, la roba programmata che non è a pericolo di morte, l'abbiamo tutta sospesa. Tanto è vero che stiamo pagando il conto ancora ora. Ecco, per non arrivare a quel livello, fare degli step intermedi in maniera tale che abbiamo un avvicinamento e che il cittadino lo legga anche, no? Dice, boh, guarda, Zai ha detto che a 2000 ricoverati si chiude tutto, a 1500, a 1000, ma perché noi sappiamo quel punto di rottura di massimo carico. Noi oltre un certo livello, per il personale che abbiamo e per le strutture che abbiamo, non ci possiamo andare, perché quelli sono i letti che abbiamo, quelle sono le ambulanze, i respiratori. Anche qui ve lo ricordo, 464 respiratori di base, dei quali oggi occupati per il 10% da pazienti Covid. A noi in tempo di pace 464 ci bastano e ci avanzano. Abbiamo sempre una scopertura di 20-30 terapie intensive per l'evenienza, no? Incidente stradale o robe strane che possono accadere. Noi le portiamo a 1016, molte delle quali fino a 800 sono già praticamente pronte. Però capite che se io penso di avere 800 persone, non 1000, in terapia intensiva, cioè, mi faccio segno della croce, cioè vuol dire che gli ospedali lavorano solo per il Covid,
perché se ne ho 800 in terapia intensiva, ne ho minimo 3-4 mila dentro per gli ospedali. Fate la proporzione, se 40 sta a 400, no, stavo facendo il calcolo dei degenti, 400 sta a 40, come X sta a 800, se qualcuno fa la proporzione, ma 400 sta a 40, come X sta a 800, ma se il rapporto è 1 a 10, giusto? Sono 8.000 pazienti ricoverati viene fuori. Puoi fare il conto? Comunque per Crozza diciamo che si moltiplicano gli estremi, si divide per... Siamo No, 8.000 fa. Alla giornata c'è sopra. Sì, ma sai perché? Perché la proporzione è chiara, 400 sta a 40 e quindi vuol dire che 800 sta a 8.000. Sono 8.000. Quindi capite che lo scenario di avere 800 terapie intensive, uno dice, ma le ha allestite, quindi ci sono. Sì, ma c'ho 8.000 letti occupati, vuol dire che gli ospedali del Veneto non hanno di fatto più un posto libero per nessun'altra patologia. Io so di inquietare, ma vorrei far capire perché sto battendo sulle mascherine. C'è lo scenario che a noi non preoccupa il 97% di asintomatici, che sono già comunque un problema nell'economia perché si devono fare la quarantena. Ci preoccupa il collasso della sanità. Non vorrei che qualcuno pensasse, perché se noi abbiamo 600 terapie intensive pronte, sempre per questa proporzione, 6.000 pazienti nei letti dell'ospedale. Cioè vuol dire 6.000 pazienti vuol dire chiudere 6 ospedali provinciali. Cioè dove mandiamo a ricoverare i pazienti? Non sono vuoti i nostri ospedali. Capite che è drammatica la situazione? Lo spiego a quelli che continuano a dire ma tanto fuori c'è il sole, tutto a posto. Io capisco che il cittadino non gestisce l'ospedale, ma noi che lo gestiamo vi avvisiamo di questo, quindi dateci una mano. Per noi chiudiamo. No, c'è Marco anche Marco forse. ancora. Aveva chiesto... No, ripeto, le faccio ripetere le cose che ha già detto, però il punto è questo, rispetto ai dati che ha oggi, qual è la sua reale preoccupazione che in Veneto si possa derivare ad uno scenario di difficoltà e anche di interventi perciò più rigidi per quanto riguarda le misure di sicurezza nella regione? Guarda, in questo momento, in estrema sintesi, emergenza ospedaliera non c'è ma si sente la pressione. Lo scenario che ci preoccupa è quello di una non tutela della salute con la mascherina e che si incrementino le terapie intensive e i ricoveri. Oltre un certo limite si va al collasso del servizio sanitario. Ma questo è l'inquietudine che hanno tutti i miei colleghi assieme a me, cioè noi parliamo di questo e mi rendo conto che forse il vero focus da fare col cittadino è spiegare perché ci preoccupiamo. Perché il cittadino vede sempre bel tempo, cioè è inevitabile, no? Se non avessimo fatto il lockdown per assurdo non avremmo neanche vissuto culturalmente sta roba, perché se non conosci qualcuno che si è preso il virus, vabbè, cosa sarà sta roba? C'è anche il fatto che tra la gente cresce un po' la preoccupazione tra i tanti messaggi anche a volte diversificati che arrivano da diverse realtà regionali e territoriali, e perciò poi lei alla fine pensa che il governo deve decidere o le regioni devono intervenire? Ma noi abbiamo facoltà di intervenire, noi abbiamo facoltà da DPCM in maniera restrittiva in accordo col Ministro della Salute, quindi non abbiamo problemi a intervenire. Io non ho in animo di intervenire in questo momento perché non ravvedo la necessità di fare interventi ancora più restrittivi, se non quello di intervenire ancora sulle mascherine, oggi dicendolo, magari domando nei prossimi giorni cercando di trovare qualche altra soluzione perché vengano utilizzate. Cioè non abbiamo più neanche l'alibi di dire non si trovano, no? Perché ci sono le mascherine. Posto? Signori, grazie. Buon lavoro, grazie veramente.